Forte Lissero oggi protagonista di questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici telespettatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Sapete, in questo periodo noi stiamo dedicando tutta questa serie di puntate, che so che tra l'altro sono sempre da voi molto gradite, dedicate ai percorsi, agli itinerari dedicati alla Grande Guerra. Quindi siamo ancora in Veneto, in provincia di Vicenza, sull'altopiano di Asiago e dei 7 comuni. Questa settimana ci troviamo nel comune di Enego e protagonista di questa puntata, come già detto, sarà Forte Lissero. Tutto questo molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Il protagonista di questa puntata di Viaggiando sarà Forte Lissero, come abbiamo detto prima della sigla. Intanto però presentiamo il mio compagno di viaggio, ormai è diventato un amico di Viaggiando, Gianni Frigo, guida naturalistica ambientale, fa parte dell'associazione Guide Altopiano, per proporci questo itinerario. Tra l'altro ti ringrazio, Gianni, perché anch'io, anche se sono altopianese, diciamo che è la prima volta che visito questo forte, che mi avete sempre detto nelle ultime settimane, quando eravamo in giro, nelle quote un po' più alte, a dire la verità, che tra l'altro con il lavoro di restauro e di ripristino che è stato fatto è stato trovato uno dei forti più belli che ci sono nella zona. Certo, infatti basta osservarlo per capire che è stato costruito con un'ottica forse addirittura leziosa in qualche senso, perché questi blocchi di biancone, squadrato e via di seguito lo rendono anche dal punto di vista architettonico una realtà a sé rispetto agli altri forti basati invece su uso del calcestruzzo e via di seguito. Siamo su Monte Lissero, il forte prende il nome quindi dal monte, e abbiamo anche però un soprannome. Il Lissero era definito il leone dell'altopiano, è uno dei forti che formava il sistema corazzato definito sbarramento Astico-Brenta, insieme a quelli che sovrastavano la Val d'Astico, quale ad esempio Forte Corbin, Campolongo, il Verena, e da quest'altra parte invece Forte Lan, il Tombion, le tagliate varie della Scala che sovrastavano Primorano. Quindi un sistema corazzato, una cintura di forti che dovevano interdire l'accesso da parte dell'impero austro-ungarico verso l'Italia, costruiti subito dopo che gli austro-ungarici avevano cominciato a costruire loro, cioè il sistema del Belvedere, Verle, Spitzlevico sull'altopiano dei 7 comuni, e dall'altra parte Verc San Sebastiano, Sommo Alto e via di seguito sulla parte invece dei fiorentini. In pratica Konrad von Oetzendorf, il comandante in capo dell'esercito austro-ungarico, sosteneva che noi eravamo i loro nemici atavici. Avremmo cioè comunque denunciato la Triplice Alleanza che in quel momento ci legava all'Austria e alla Germania, e ci saremmo schierati contro di loro, dimostrando già nel 1900, primi del Novecento, una lungimiranza politica nell'analisi della situazione storica straordinaria. Questo lo ha portato a costruire la sua cintura di forti corazzati, che però a differenza dei nostri erano concepiti in maniera un po' diversa. Noi avevamo i forti sulle sommità, il nostro obiettivo era quello di interdire il passaggio attraverso le valli, quindi più alti erano i forti, meglio si riusciva a effettuare il tiro teso con i cannoni e quindi più risultavano funzionali a questa interdizione. Viceversa, gli austriaci sembra avessero un altro concetto: armavano i forti con obici. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che potevano sì interdire l'accesso alla zona immediatamente antistante il forte, però avevano anche la capacità di creare una cortina di fuoco che anticipava l'avanzata delle fanterie durante un assalto. Quindi forse
già nella testa di Conrad c'era l'idea di attaccare attraverso il saliente trentino, questo triangolo che si incuneava verso la pianura veneta, attaccare alle spalle ciò che lui aveva già intuito sarebbe stato il nostro obiettivo, cioè sfondare in direzione della Drava e quindi il fronte orientale. Buona prova di sé hanno dato poi i forti austriaci, ma questo è un discorso che faremo più tardi. Gianni, i forti dell'altopiano ci stanno abituando a degli ingressi veramente sempre molto particolari e spettacolari da certi punti di vista. Certo, questo è penso unico, in quanto ripropone come accesso al forte un artifizio medievale. Non è un ponte elevatoio, ma è un ponte scorrevole. In poche parole, dove siamo noi esisteva questo ponte d'accesso che poteva scorrere su delle rotaie e essere ritirato verso il forte in modo da isolare il forte rispetto all'esterno attraverso il fossato di gola, che è questa fossa che vedi scavata qua davanti. Da notare che questo fossato di gola è battuto da mitragliatrici e da cannoni per la difesa ravvicinata inseriti in quel cofano che si vede qui di fronte, fossato di gola e cofano di gola, che avevano lo scopo di permettere la difesa ravvicinata in caso in cui le fanterie avversarie si fossero riuscite ad avvicinare significativamente al forte. Insieme a questo sistema di protezione c'era anche qua sopra, e lo vedremo fra un attimo, tutta una area destinata alla presenza dei fucilieri che battevano le zone antistanti il forte. In poche parole, la struttura era fatta per interdire con i cannoni di 149 acciaio, erano i calibri, immaginate 15 cm di diametro della canna, interdire l'accesso per le valli e soprattutto controllare un punto critico che avevamo qui sull'altipiano, che era il cosiddetto frizzon tedesco o frizzon tirolese, una parte della piana di Marcesina che dal tempo del comune di Vicenza, che l'ha venduta a quelli di Grigno, non era più sotto il controllo diretto della gente dell'altopiano e quindi della Repubblica di San Marco, ma era già inserita in quello che era il Granducato d'Austria e quindi poi è stata ereditata dagli Asburgo. Il confine quindi passava nella zona dove adesso c'è la barricata, in Marcesina, e una parte quindi della piana di Marcesina era sotto controllo austro-ungarico. Questo è uno dei motivi per cui questo forte è stato costruito, oltre al fatto che poteva aiutare col forte LAN e con la batteria incavernata di Coldarco l'interdizione dell'accesso dalla parte della Valsugana verso il canale del Brenta, quindi interdire il transito in direzione di Bassan del Grappa. Questo però è anche l'ennesimo esempio che gli strateghi del tempo, quando hanno pensato a questo forte, pensavano a una guerra comunque di persone. Certo, era il famoso discorso che abbiamo affrontato molto spesso, le difese pensate, progettate, costruite in un determinato momento storico in cui l'evoluzione tecnica aveva subito un'accelerazione incredibile, si sono poi dimostrate in realtà molto spesso assolutamente inefficaci, in quanto il problema era che soprattutto nel primo anno di guerra l'evoluzione delle armi da fuoco è stata tale per cui l'impiego classico delle fanterie che si faceva in precedenza, l'unico che peraltro i nostri strateghi all'inizio della guerra nel 15 concepivano, era già stato nei fatti sorpassato dall'evoluzione delle mitragliatrici e dall'uso sistematico di campi a filo spinato che non permettevano movimenti agevoli. Non solo, pensate alle mitragliatrici, 600 colpi al minuto, voleva dire una capacità di fuoco che precedentemente aveva solo un intero reggimento di fucilieri, d'accordo, su una sola arma. All'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria noi ci siamo trovati ad esempio da questo punto assolutamente svantaggiati, in quanto per ogni battaglione c'erano 8 mitragliatrici in campo austriaco, 4 nel nostro caso. Da qui la necessità di rivedere l'idea e di abbandonare quella specie di vecchiezza mentale che i nostri generali si trascinavano dietro dall'ultima guerra a cui l'Italia aveva partecipato, che era la guerra di Libia. Un conto è combattere contro un esercito
poco organizzato e soprattutto tecnologicamente arretrato come quello turco, o contro popolazioni berbere, o comunque non berbere in questo caso, ma popolazioni del Sahara, in cui la capacità tecnica anche era estremamente limitata. Un altro conto combattere contro uno di quegli eserciti moderni che era considerato il più potente alla sua epoca. Anch'esso con tutta una serie di obsolescenze che però nel corso del primo anno di guerra, ricordiamoci che gli austriaci sono entrati in guerra nell'agosto del 14, si erano già andati progressivamente eliminando da soli, e la conseguenza è stata che ci siamo trovati da una parte noi che non avevamo fatto tesoro purtroppo di quell'anno d'esperienze che invece loro avevano acquisito, e quindi con realtà ormai già sorpassata al momento stesso in cui abbiamo dichiarato guerra all'Austria. Gianni, mi spiegavi che queste feritoie servivano per i fucilieri per gli appostamenti. Certo, erano le postazioni per la difesa della vicinanza del forte che, insieme alle opere passive come i campi di reticolati o il fossato di gola, permettevano di arrestare un assalto operato dalle fanterie avversarie. Quello di cui spesso non ci si rende conto è che non erano semplici strutture in cemento come vediamo qui o col profilato, c'erano anche dei sistemi di blindatura metallica in cui si creavano degli sportellini che potevano essere aperti o chiusi a scorrimento, e ogni postazione di questo tipo poteva dare modo a 2 fucilieri di sparare affiancati uno all'altro. Chiaramente ogni feritoio aveva il suo campo di tiro e i campi di tiro venivano calcolati in modo da poter essere, se possibile, incrociati, in modo che ogni punto antistante alla fortezza potesse essere battuto almeno da 2 postazioni diverse. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti per continuare la scoperta di Forte Lisse. A tra pochissimo, vi aspetto. Whenever will the rain end? Will I ever plow my fields again? That old river, my old friend, rose up against me and stole my land. My daddy knew her and his father too, they said. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Voglio ricordarvi che stiamo scoprendo assieme Forte Lisse, siamo nel comune di Enego, sull'altopiano di Asiago e dei 7 comuni naturalmente in provincia di Vicenza. Gianni, siamo all'interno di questo forte, tra l'altro di questo lavoro di ripristino e di recupero che è veramente meraviglioso. Certo, grazie al progetto sull'Ecomuseo sulle Prealpi Vicentine, della Grande Guerra sulle Prealpi Vicentine, abbiamo avuto la possibilità di riscoprire certe realtà che addirittura non erano state più viste nella loro forma da moltissimo tempo. Noi siamo negli alloggiamenti del Forte Lisse, in pratica alloggiamenti che non sono le caserme le vedremo dopo, sono in posizione defilata al di fuori del forte. Questi erano le stanze in cui erano disposti i soldati che non montavano in questo momento di turno in servizio in batteria. Siamo al piano terra, diciamo così, del forte, e come si può vedere abbiamo una struttura molto protetta perché c'è il muro di protezione da cui però il forte deve essere separato da una camera d'aria, perché il rischio altrimenti era che l'umidità del sottosuolo permeasse anche gli alloggiamenti stessi. In pratica si creava una sorta di vera e propria camera d'aria tra la parete del forte e la parete del monte che doveva proteggere dai colpi avversari gli alloggiamenti. Questa camera d'aria serviva anche perché al di sopra, nelle cupole delle batterie, ogni volta partiva il colpo, l'ossigeno veniva completamente utilizzato per l'esplosione. Quindi occorreva creare una forzatura d'aria che entrasse per
garantire l'ossigenazione ai soldati che facevano da serventi pezzi, e quella camera d'aria serviva anche come punto di acquisizione di questa aria che veniva forzata con le ventole all'interno delle cupole. Siamo saliti al primo piano di Forte Lisser e ci troviamo in una stanza molto particolare, Gianni. Certo, qui c'è il posto dell'ufficiale d'osservatorio, in pratica un sistema che si poteva sollevare e abbassare, in cui c'era una torretta corazzata al di sopra che permetteva all'ufficiale addetto all'osservazione dell'efficacia del tiro di comunicare col centro comando per dare i risultati delle salve che partivano. In poche parole, qui sopra c'era una cupola in acciaio con tutta una serie di aperture a 360 gradi che potevano essere però chiuse da una blinda che veniva fatta scorrere su delle rotaie e che permetteva all'ufficiale di dare l'esito dei colpi partiti. Era fondamentale questo perché in realtà all'interno delle torrette in cui erano montati i cannonieri non riuscivano a vedere, o meglio non vedevano niente escluso il loro pezzo, e ognuno di loro aveva un ruolo ben preciso. C'era colui che inseriva la granata, quello che invece inseriva la carica di lancio. In questo tipo di cannoni non avevamo il cannone con la granata e il bossolo. La granata veniva infilata nella canna di scoppio e dietro un cartone caricato con balistite e via di seguito, innescato, veniva infilato dietro alla granata, si chiudeva la culata e poi veniva tirato il colpo. C'erano anche i responsabili dell'alzo e del brandeggio. L'alzo è l'angolo verticale di tiro del cannone, il brandeggio invece è l'angolo orizzontale. In pratica l'osservatore dava le coordinate di tiro al centro di tiro, il centro tiro calcolava alzo e brandeggio per ogni cannone, veniva comunicato a ogni torretta quest'angolo di tiro e la carica di lancio che doveva essere prevista. La cosa che mi ha incuriosito è che c'era tutto un sistema per comunicare molto particolare. Certo, siccome le comunicazioni radio ancora non esistevano e i telefoni potevano subire danni e via di seguito, spesso le comunicazioni venivano attraverso dei tubi di rame che, come dei grandi megafoni, trasportavano il parlato dell'ufficiale osservatore alla centrale di tiro e gli ordini della centrale di tiro alle diverse torri in postazione con i cannoni. Gianni, diciamo che in questo momento ci troviamo nel punto fondamentale per qualsiasi forte, le cupole dove erano posizionati i cannoni per naturalmente la difesa ma anche per l'attacco. Certo, qui siamo in una delle 4 cupole dell'Isser, cupole di tipo Schneider venivano definite, il nome sembra tedesco ma in realtà era un francese alsaziano che le aveva progettate, in cui erano inserite i cannoni da 149 acciaio che erano quelli che dotavano il forte Lisser, come il forte Campolongo, come il Verena. Ora, qui per terra vedete le viti di ammorsamento della fusto. La fusto era il sostegno su cui il cannone veniva montato e che permetteva l'alzo, cioè l'elevazione verticale del cannone, e il brandeggio, cioè l'inclinazione orizzontale. In pratica ogni cannone riceveva gli ordini di tiro dalla centrale e in funzione degli ordini che venivano comunicati attraverso quel sistema a tubi di cui parlavamo, veniva spostato orizzontalmente come direzione, quindi brandeggiato e determinato con l'alzo, dopodiché veniva inserita la carica di lancio corrispondente alla distanza a cui si voleva colpire. La fusto portava in rotazione il cannone su dei cuscinetti a sfera di grossa dimensione che permetteva quindi un movimento molto facile e solidarmente al brandeggio del cannone si spostava anche tutta la cupola, anch'essa montata su cuscinetti a sfera. In poche parole, spostando il cannone tutto il sistema corazzato ruotava a 360 gradi.
Cosa particolare vedo questa specie di nicchie? Allora, queste nicchie che sembrano quasi dei tabernacoli sono in realtà i depositi delle granate. Nella cupola non venivano portati grandi quantità di cartocci esplosivi per lancio, perché se per caso fosse stata colpita questi sarebbero potuti esplodere, amplificando l'effetto del colpo in arrivo. Venivano però messe in queste diverse nicchie i diversi tipi di granate, granata perforante, granata a gas, shrapnel e via di seguito, che dovevano essere inserite nel cannone per lanciarle. Un'altra nicchia un po' particolare l'abbiamo qui di fianco. Queste sono le prese in cui l'aria veniva forzata all'interno della cupola, perché è chiaro che durante il lancio del colpo l'esplosione assorbiva totalmente l'ossigeno presente nella cupola, allora gli artiglieri sarebbero svenuti. Per evitare questo, dall'intercapedine interna del forte veniva pompata aria in pressione all'interno delle cupole, in modo da dare un ricambio molto veloce. Gianni, siamo arrivati alle battute finali anche di questa puntata, ci troviamo sulla copertura di Forte Lisser. Spieghiamo un attimo prima di chiudere il punto strategico, anche questo, dove ci troviamo. Certo, noi siamo sulla predisposizione per la difesa ravvicinata, cioè le linee di fucilieri. Se osservate abbiamo una specie di parapetto che era quello che permetteva l'appoggio del gomito che sosteneva il fucile per il tiro al di là del fossato di gola in funzione di difesa ravvicinata. Ci sono poi le piazzole che vedete qui, che sono quelle delle mitragliatrici, che potevano aiutare in questa situazione particolare in cui le fanterie avversarie si fossero avvicinate a sufficienza al forte da tentare l'assalto. È una difesa diversa rispetto a quella del fossato di gola. Il fossato di gola era difeso da quella cofano di gola con le feritoie che abbiamo visto prima, in cui erano inseriti dei cannoni a tiro rapido e delle mitragliatrici che battevano solo però esclusivamente quei 4 metri di sezione che era la scarpata del fossato. Qui invece no, si sparava oltre il fossato di gola per impedire agli avversari di poterlo attraversare prima ancora che centrassero. L'altra peculiarità che possiamo osservare qui sono le forme molto dolci, molto sinuose, diciamo, della copertura, che erano quelle che erano state studiate per evitare che all'impatto il proiettile esplodesse, o meglio, l'impatto del proiettile nel momento in cui batteva con la spoletta lo faceva esplodere, ma queste forme abbastanza arrotondate permettevano talvolta, col tiro non particolarmente verticale, di far rimbalzare via il proiettile senza che la spoletta battesse e quindi senza che il colpo recasse danno. Per questo c'è tutta questa situazione molto dolce, eccetera. Un'altra peculiarità che possiamo osservare facilmente è che tutta l'acqua che cadeva sul forte o la neve che si scioglieva e via di seguito veniva raccolta in questa specie di fossette che poi la convogliavano giù nelle cisterne, perché il problema grosso era che per fare i forti in cima alle montagne, soprattutto montagne carsiche come le nostre, acqua quassù non ce n'è, e quindi per dissettare la guarnigione occorreva recuperare l'acqua piovana o di scioglimento della neve, e però bisognava filtrarla perché quest'acqua poteva non essere adatta all'uso per la potabilizzazione. Da qui l'utilizzo dei primi filtri a carboni attivi che venivano utilizzati sia qui che a Campolongo che sul Verena per potabilizzare l'acqua e renderla più pulita, adatta insomma all'uso alimentare. Gianni, io ringrazio te, ringrazio tutti gli altri componenti dell'associazione Guida Altopiano. Voglio ricordarvi che per avere qualsiasi informazione c'è a vostra disposizione il sito internet www.guidaltopiano.it oppure .com, lo stesso li trovate immediatamente, e durante i periodi di alta stagione organizzano delle escursioni guidate da un punto di vista naturalistico, ambientale ma anche storico, come è stato il caso di quest'ultima puntata. Secondo me è sempre molto bello andare con degli esperti per scoprire specialmente questi territori che hanno veramente tanto da raccontare, sia dal punto di vista naturalistico ma anche da un punto di vista storico, e poter avere un'esperienza veramente a 360 gradi. A disposizione sono anche gli uffici di informazioni IAT della provincia di Vicenza e naturalmente anche tutti gli uffici di informazioni del Prolocco di tutti i comuni dell'Altopiano. Grazie ancora Gianni, a te e a tutti i componenti della tua associazione, è stato veramente un piacere, ma noi sicuramente avremo modo di rincontrarci anche nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Per quanto ci riguarda, anche per oggi è tutto. Voglio ricordarvi che se volete mettervi in contatto con noi, il nostro indirizzo di posta elettronica viaggiando@telechiara.it. Con questo è veramente tutto, l'appuntamento con noi è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.